Pronti? 1, 2, 3. Valido questo tentativo con Veloce Cochise GB, che prende subito l'iniziativa nei confronti di Colt Wine di Casei. All'esterno c'è Cayenne SLM che precede Ciliberti con al largo Cole K del Ronco, poi Casettaro alla retroguardia, ovviamente Carosio Light. I primi 200 in 15,2 con Cochise GB che guida il gruppo con 4-5 salchi di margine nei confronti del resto del gruppo, che è sempre capeggiato da Colt Wine di Casei, che precede Cayenne SLM, la quale trova posto lungo i birilli e lascia allo scoperto Cole K del Ronco a lato di Ciliberti. 30,5 per il primo quarto e Cochise GB può continuare all'avanguardia indisturbato. Dopo 600 in 46,7 va sulla dritta opposta alle tribune, sempre con ampio margine nei confronti di Colt Wine di Casei. Cayenne SLM di fuori Cole K del Ronco, la cui scia è presa da Casettaro. Alla retroguardia sempre Carosio Light. Il primo giro in 1-2-4 con Cochise GB all'avanguardia, Colt Wine di Casei nella sua scia, Cayenne SLM terza alla corda, Cole K del Ronco sempre suo malgrado allo scoperto. Inizia a risalire gradualmente la comitiva. 1,18 il primo chilometro e Colt Wine di Casei sembra volersi scostare dalla corda per andare all'attacco di Cochise GB. Si pronunciano 800 metri roventi con Cochise in vantaggio e Colt Wine di fuori. 1,32,8 i tre quarti di miglio, 14,7 davanti alle tribune, Cochise in vantaggio, attacca con decisione Colt Wine, poi Cayenne SLM allo steccato avanti a Cole K del Ronco che è di fuori. Ancora Casettaro, la piegata in 14,3. Cochise GB che replica il primo tentativo di Colt Wine di Casei ma sbaglia e allora rimane così Colt Wine di Casei all'avanguardia nei confronti di Cole K del Ronco, poi Casettaro, il miglio passato in 2 minuti e 9 decimi con una frazione in 13,8, 28,1 questi 400 metri. Colt Wine in evidenza nei confronti di Cole K, sbaglia anche Casettaro, sbaglia anche Carosio Light, rimangono così in 3. La piegata conclusiva passata in 14,6, la pratica è stata sbrigata da tempo. Colt Wine di Casei viene a spaziare a piacimento nei confronti di Cole K del Ronco. Al terzo posto è Ciliberti. 29,4 ad arrivare dopo un 28,1 siderale di là. 1,15,6 il ragguaglio cronometrico. Colt Wine di Casei, Andrea Farolfi che sale in salchi all'allievo di Mauro Baroncini, colori della scuderia SKC, per il successo di Colt Wine di Casei, che vince dopo aver messo in difficoltà di velocità e di meccanica Cochise GB, che si è reso di galoppo e così ha vinto facile Colt Wine di Casei.